Siamo giunti all'ultima puntata di questa seconda edizione di Paese che vai. Chiudiamo il ciclo in attesa di rivederci in autunno con due località della Bassa Friulana, entrambe in provincia di Udine. Aiello, poco distante da Cervignano, e Marano, la splendida località che si affaccia sulla laguna, raggiungibile da San Giorgio di Nogaro. Noi ci vediamo dopo per gli appuntamenti. Bentrovati amici di Paese che vai, e proprio come hai detto tu Penelope, oggi visiteremo i comuni di Aiello del Friuli e Marano Lagunare. Ora mi trovo ad Aiello, questo è il monumento simbolo del paese, conosciuto anche proprio come il paese delle meridiane. Pensate, ce ne sono una cinquantina. Dal punto di vista architettonico invece si caratterizza dalla presenza di numerose ed imponenti ville settecentesche. Si sviluppa in senso longitudinale e dalla piazza centrale si diramano proprio a raggiera le quattro strade che portano a Ioannis, Campolongo, Crauglio ed Alture. A differenza della maggior parte dei paesi appartenenti alla Bassa Friulana, Aiello ha un'economia che non si basa essenzialmente principalmente sull'agricoltura, sebbene ha una tradizione agricola ben consolidata, confermata anche dalla presenza del Museo della Civiltà Contadina. Aiello appartiene al distretto della Sedia e infatti vanta un'area artigianale ben sviluppata che lo inserisce proprio in questo contesto. L'aspetto sicuramente meno conosciuto di Aiello, ma che poi ne fa anche la caratteristica geografica principale, è che il territorio comunale è diviso dalla linea delle risorgive. Quindi io prima ho detto che Aiello appartiene alla Bassa Friulana, in realtà non è del tutto corretto, perché appartiene sia all'alta che alla bassa. Ma voglio una risposta, Renato, non da sindaco ma da aiellese. Vi sentite più appartenere all'una o all'altra? Normalmente ci sentiamo di appartenere alla parte più bassa, anche perché la bassa ha una connotazione ben precisa. Noi siamo proprio oggi sulla linea delle risorgive e noi ci sentiamo di appartenere totalmente alla bassa. Ecco, ci troviamo in un borgo bellissimo, il borgo di Novacco, sì, che è immagino anche una delle borgate più antiche e più rurali del paese. Alle nostre spalle c'è il mulino che viene considerato uno dei mulini più antichi della Bassa Friulana. Uno dei più grandi. Anche dei più grandi. A quando risale? Circa al XII secolo, poi sono state fatte varie modifiche e superfettazioni. Purtroppo ad oggi non ci sono più le macine. Era uno dei mulini più grandi perché aveva 5 macine, per cui sono sparite purtroppo col tempo, però ovviamente le tracce rimangono precise ed era anche dal punto di vista economico un fatto molto importante questo mulino. Ecco, quindi è anche una testimonianza dell'importanza che ha la tradizione agricola per il vostro paese. Adesso le cose però si stanno sviluppando in maniera anche diversa, l'economia non è l'aspetto principale dell'economia di Aiello, vero? Vi state indirizzando su quali settori? Ma ovviamente l'agricoltura è ormai un'attività residuale, per cui anche dal punto di vista dell'occupazione sta cambiando molto sul piano poi delle attività industriali, perché noi apparteniamo al distretto della Sedia assieme ad altri 10 comuni, per cui anche dal punto di vista dell'occupazione e della produttività il settore sedia, sia legno che ferro, sono determinanti anche dal punto di vista occupazionale. Ecco, quindi è una testimonianza insomma, della radice veramente agricola di Aiello, come della maggior parte insomma, dei paesi anche della Bassa Friulana. Adesso però le cose stanno cambiando, come si sta evolvendo l'economia locale? L'economia locale ovviamente non ha più questo aspetto agricolo, perché ormai l'attività agricola è diventata del tutto residuale rispetto all'occupazione e alla produzione lorda, per cui ormai ci stiamo indirizzando verso una società che è industriale anche da noi, e non a caso noi siamo dentro al distretto della Sedia assieme ad altri 10 comuni, e l'attività appunto connessa al legno, sia sedie di legno e mobili di legno, sia l'attività connessa al ferro, sedie di ferro e componentistica in ferro, sono predominanti nella nostra economia anche dal punto di vista dell'occupazione. Aurelio, abbiamo detto che Aiello è conosciuto come il paese delle meridiane. Quello che mi incuriosisce però è come mai è nata questa tradizione?
Ma è nata forse per una cosa, devo dire, abbastanza banale. Dovevo dipingere 12 anni fa la parete della casa e su questa casa c'era una parte abbastanza cieca e con la moglie si è detto cosa si potrebbe fare su questa parte di parete. Ma è venuta fuori l'idea della meridiana e mentre la stavo facendo ho visto che la gente passava per la strada e tutti erano incuriositi di quello che stavo realizzando. Realizzata la meridiana, ha avuto molto successo, il parroco l'ha voluta poi sulla canonica, le amiche l'hanno voluta su alcune case e da lì poi mi sono interessato anche come si facevano in giro le meridiane e un po' alla volta si è sviluppato questo discorso sugli orologi solari che adesso caratterizzano Aiello. Ti senti un po' il padre, diciamo, di questa iniziativa che poi è andata via via evolvendosi fino a diventare anche una festa, la festa delle meridiane che si tiene ormai da 5 anni la prima domenica di giugno. Sì, sono orgoglioso praticamente di quello che lei ha detto anche adesso. Effettivamente è una festa ormai conosciuta a livello nazionale, diverse sono le iniziative che si svolgono quel giorno, una conferenza molto importante, ad esempio quest'anno è venuto anche un professore da Teheran, il professore Mohammad Bagheri, e questo mi ha fatto molto piacere, a presentare le sue meridiane dell'Iran, ad esempio, no? Comunque, oltre a questa conferenza dove partecipano esperti gnomonisti, nel pomeriggio anche una cosa molto piacevole per la gente, si inaugura le meridiane nuove dell'anno con la banda e tutte le persone che partecipano in corteo all'inaugurazione hanno anche la possibilità di dare il voto alla meridiana che gli piace di più. Enza, oltre alla festa delle meridiane, quali sono le altre iniziative, le altre manifestazioni organizzate dalla Prolocco? La Prolocco, coordinatrice di tutte le associazioni ad Aiello, si impegna anche ad organizzare Estate sotto le stelle e la festa del 4 novembre, ovvero del Dindiat o di San Carlo che dir si voglia, che quest'anno raggiungerà la sua 191esima edizione. È nata come giornata di scambio dei prodotti agricoli nei tempi che furono. Nell'arco degli anni è andata ovviamente prendendo tutt'altra forma e tutt'altro aspetto. Largo spazio si danno a quelle che sono le manifestazioni culturali, quindi mostre, convegni e ovviamente l'aspetto enogastronomico della nostra zona. L'estate sotto le stelle ha invece la priorità di dar modo alla gente di incontrarsi nelle piazze, ascoltando della buona musica classica e non, guardandosi un bel cinema all'aperto per permettere nelle serate estive un momento di socialità nell'ambito del paese. Allora Antonella, io alla Sagra di San Carlo ci vengo spessissimo e ho sempre mangiato il tacchino alla Radeschi. Non dirmi che me l'hai preparato. Sì, veramente lo prepariamo insieme. Ah, ottimo. Allora, infatti vedo già che ci sono un po' di ingredienti, c'è già il tacchino pronto. Raccontami un po'. Allora, Come per si questa prepara? ricetta ci vuole del burro, dell'olio, cipolla e aglio, sale e pepe, delle erbe aromatiche e del vino bianco secco. Ok, il tacchino Il è tacchino. pronto. Come agiamo? Allora, prima viene messo dell'olio, il burro, la cipolla e l'aglio, che deve essere imbiondita. Quando sarà imbiondita aggiungiamo il tacchino lavato e asciugato. Viene salato e pepato e viene fatto rosolare. Quando è ben rosolato aggiungiamo le erbe aromatiche e il vino bianco secco. E poi viene messo sul fuoco per 2 ore circa, a fuoco moderato. Ecco Consuelo, questa è la ricetta finita, questo è il tacchino alla Radeschi, ci mettiamo sopra un po' di sugo e lo serviamo con la polenta arrostita.